Eccoci mister, oggi è giusto avere il sorriso, avete fatto una buona partita ordinata, vi siete difesi senza affanno e avete portato a casa un punto, il secondo che portate via al Portogruaro. Come mai è il gioco del Portogruaro che è nelle vostre corde? Quando giochi contro una squadra che, come sappiamo, giocato in Serie B, i ragazzi si caricano da soli, essendo giovane poi in uno stadio così si caricano da soli, anche se il primo tempo diciamo che ci siamo difesi con molto ordine, il secondo sì, il primo no. Voi eravate venuti qua per far bella figura, insomma, e la gente si chiedeva come mai vi trovate così giù, perché a vedervi giocare, insomma, siete male. No, per giocare, però per giocare al calcio, per vincere devi fare gol e non prenderlo, perché fai errori perché sei giovane, prendi gol e non riesci a farlo, di conseguenza giocare la partita. Sì, prima ho chiesto al vicepresidente Pellegrino, insomma, quali sono i piani per il prossimo anno, perché ormai questa stagione è andata, però insomma, ha detto che si vuole concludere con dignità. Lei pensa che da qua alla conclusione comunque voi farete il vostro e non regalerete niente a nessuno? Vabbè, come sempre, ogni domenica per noi è sempre una sfida, non regaliamo niente a nessuno, quindi è giusto, si gioca a calcio e giochiamo per giocare a calcio. E voi avete anche pareggiato con il Favaro Marcon, se non ricordo male, sì, che sarà il nostro prossimo avversario, per questo anche ci interessava un po' capire. Vuol dire un'analisi su questa stagione che è andata per voi purtroppo male? Si pensava con i giovani all'inizio di poter fare qualcosina in più, però poi qua c'è esperienza, come voi, come tante altre squadre, giocatori di esperienza, e quando sei troppo giovane paghi, però insomma... No, ma ha fatto la differenza, vuol dire che insomma poi adesso state giocando con il vero spirito sportivo? Esatto, sì. Grazie.